infermiere indagati dalla Procura di Udine per la tragedia del Natisone a Premariacco. Il 31 maggio le acque del fiume inghiottirono Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Venezia ha incontrato il presidente del Veneto Luca Zaia e partecipato al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Situazione impegnativa, entro gennaio 120 nuovi agenti. Processo Turetta, domani la sentenza per l'omicidio reo confesso di Giulia Cecchettin, che dal carcere scrive lettere in cui parla dell'ossessione per la ragazza e di perdono. La diretta di Antenna 3. Dolore e sconcerto per la tragica fine di Sonia Dalla Vecchia, infermiera di Schio di 51 anni, mamma di 2 figli, scivolata e morta a Roana durante un'escursione. Si è fatto consegnare la pizza e poi, armato di coltello, ha rapinato il rider non solo del cibo ma di tutto l'incasso. È accaduto a Candiana, nel Padovano, arrestato un 34enne. Paura e preoccupazione a Ponte Vigo d'Arzere, tra i condomini di uno stabile che subiscono l'occupazione da parte di un gruppo di nomadi che si sono impossessati di un appartamento adibito a bed and breakfast. Si chiama Lagoon Activity, 400 statue che raccontano la natività in un percorso di 3 km lungo la laguna veneziana tra Cavallino Treporti e Cassavio, un presepe lungo 3 km. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. In apertura partiamo come sempre dal sondaggio che è dedicato ai giovanissimi e ai loro genitori, con l'Australia che ha approvato una legge che vieta l'utilizzo dei social network agli under 16. Vi chiediamo che cosa ne pensate, se approvate questo tipo di provvedimento, se sarebbe applicabile in Italia. Uno 0422 16 26 691 per rispondere sì, è giusto. Lo 0422 16 26 690 invece per dire no, non è giusto. Siamo alla notizia di apertura con l'indagine da parte della Procura di Udine. Torniamo alla tragedia del Natisone. Ci sono indagati 3 vigili del fuoco e un infermiere. Sono 4 gli indagati per omicidio colposo plurimo di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un operatore della Sores e 3 vigili del fuoco, che sono le figure che hanno gestito la tempistica e la modalità degli interventi. Quel giorno Patrizia Cormos contattò il 112 per chiedere l'intervento dei soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, il 112 smistò la chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco, dove i 3 operatori indagati, dopo aver parlato con la ragazza, chiesero alla centrale Sores l'intervento dell'elicottero. Tutto ruoterebbe sulle tempistiche di intervento del mezzo aereo richiesto dalla Sores. Sembrerebbe che la decisione di far alzare in volo l'elicottero Drago da Venezia sia stata presa perché l'elisoccorso del 118 in quel momento era già impegnato in un altro intervento. Purtroppo l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco arrivò sul posto quando era ormai troppo tardi. I 4 indagati sono stati raggiunti da un invito a comparire in procura per essere interrogati. I legali Maurizio Miculan e Stefano Buonocore, rispettivamente difensori dell'operatore della Sores e di 2 dei vigili del fuoco indagati, annunciano che i loro assistiti non si presenteranno all'interrogatorio e tutto sarà rimandato alla fase successiva alla chiusura delle indagini, quando gli avvocati potranno accedere agli atti del fascicolo e agli elementi in mano alla procura che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati. Al momento sembrerebbe tutto basato sulle registrazioni delle telefonate intercorse tra Patrizia Cormos e i soccorritori nelle sale operative e sulla relazione dei carabinieri. La chiusura delle indagini sarebbe imminente, considerato che gli indagati sono stati invitati a comparire entro questa settimana e che la convocazione degli stessi di solito è un passaggio che anticipa di poco la chiusura delle indagini e il passaggio alla fase successiva. A Venezia, dove questa mattina è arrivato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Vediamo cosa è emerso. Allora, riunione molto proficua, come sempre avviene da queste parti. Abbiamo fatto un'analisi della situazione che sicuramente è impegnativa, anche se per carità ci siamo compiaciuti del fatto che il sistema di sicurezza territoriale è tale che anche episodi molto gravi come quei 2 omicidi successi di recente fa sì che poi almeno in una fase successiva vengano gli autori quasi nell'immediatezza, in poco tempo assicurati alla giustizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul tema della sicurezza in città ha riconosciuto la complessità della situazione a Venezia, ma ha sottolineato l'efficacia delle risorse statali nel risolvere i recenti omicidi. Durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, Piantedosi ha discusso di piano per la sicurezza nella stazione di Mestre e di misure contro i borseggi. Ha sottolineato l'importanza del contributo delle forze armate nel progetto Strade Sicure
sicure, annunciando allo stesso tempo l'arrivo di 120 nuovi agenti delle forze dell'ordine tra dicembre e gennaio. Qui tra dicembre e gennaio ci sarà un'immissione di nuove risorse, circa 120 unità di personale tra le 3 forze di polizia destinate proprio all'area metropolitana di Venezia. Chiaramente è solo uno step legato al momento temporale di cui stiamo parlando, ma proseguiremo anche l'anno prossimo, insomma, su questo sostegno a quelle che sono il turnover, il ringiovanimento degli organici un po' su tutto il territorio nazionale. Il ministro ha dichiarato che il modello delle K-Box per l'alloggio dei turisti è da superare. A noi interessa l'effettività dell'accesso, cioè non assecondare meccanismi che di fatto possono creare un'elusione della norma che prevede che chi accede a strutture alberghiere debba essere compiutamente identificato. Riguardo agli ultimi scontri con le forze di polizia durante lo sciopero a Torino, Piantedosi ha cercato di stemperare gli animi. L'esercizio del diritto di sciopero è una delle più nobili garanzie, diritti. E mentre il ministro incontrava i politici del territorio, in Cala Grande gli attivisti al grido di mobilitazione a Roma il 14 sono stati fermati dalla polizia. Forse non capito che questa città non ti vuole! Protesta in barca degli attivisti del collettivo Occupato Morion e della rete nazionale No DDL Sicurezza tra i promotori contro il ministro Piantedosi e la giunta Brugnaro. Questa città non vuole i personaggi a cui oggi stringi le mani per parlare di sicurezza, della vostra sicurezza! La manifestazione di protesta con striscioni, slogan e fumogeni lungo il Canal Grande, con gli attivisti tenuti a loro volta sotto controllo e successivamente bloccati a rialto da polizia e finanza che li seguivano a stretto giro a bordo delle rispettive imbarcazioni. Siamo qui a resistere per garantirci un futuro migliore, quel futuro che ogni giorno ci togliete dalle mani. Tra le rivendicazioni del dissenso, la richiesta di maggiori finanziamenti al welfare, la questione casa, con gli alloggi ERP a Venezia liberi abbandonati perché non occupati da chi ne ha bisogno, il ventilato ritorno delle navi da crociera in laguna, così gli attivisti, con, non ultimo, il riferimento alla tragica morte dell'amico Giacomo Gobbato, il 26enne ucciso a coltellate a fine settembre scorso a Mestre, nel tentativo di difendere una donna da una rapina in Corso del Popolo. Il tutto al grido di no alla repressione e all'abbandono del territorio, tra le rivendicazioni e contro il DDL Sicurezza, avverso il quale la mobilitazione, promettono, continuerà da tutto il Veneto per ritrovarsi il prossimo 14 dicembre a Roma con partenze da Venezia. Processo Turetta, domani la sentenza in corte d'assise a Venezia per l'omicidio reo confesso di Giulia Cecchettin, che dal carcere scrive lettere in cui parla dell'ossessione per la ragazza e di un perdono che non se la sente di chiedere. Udienza in diretta su Antenna 3 a partire dalle 9:25. La sentenza di primo grado è prevista per domani. Nell'udienza in corte d'assise che Antenna 3 seguirà in diretta dalle 9:25, Filippo Turetta, accusato dell'omicidio volontario dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, rischia l'ergastolo. Dal carcere di Montorio a Verona, dove è rinchiuso, il 23enne di Torreglia scrive lettere in cui racconta come siano montati la rabbia e il desiderio di annientamento di Giulia, tanto da studiarne il rapimento e ipotizzarne l'uccisione. Lui la minacciava di togliersi la vita se non fossero tornati insieme, un'arma di ricatto, il segnale dell'ossessione. Faccio fatica a scriverlo, si legge nelle lettere dal carcere dell'assassino reo confesso, perché adesso mi sembra ridicolo e brutto come pensiero, ma mi sembrava ingiusto che io avessi intenzione di suicidarmi e lei in questo non avrebbe vissuto e avuto alcuna conseguenza, quando secondo me erano le sue scelte ad avermi portato a quella situazione. È veramente difficile da ammettere, ma la verità è che avevo pensato che avrei potuto toglierle la vita. Lo ha detto in aula, lo ribadisce per iscritto, le scuse mi sembrano così minuscole rispetto al dolore che ho causato. Quello che ho fatto è veramente terribile e grave. Mi dispiace infinitamente per tutto quello che ho fatto. La procura ha chiesto l'ergastolo, la difesa ha cercato di smontare le aggravanti che comporterebbero la massima pena. Solo domani si vedrà se il pubblico ministero Andrea Petroni vorrà replicare, come pure le parti civili che rappresentano i familiari, e se il difensore Giovanni Caruso a quel punto prenderà nuovamente la parola. Fasi che la nostra emittente seguirà in diretta dalle 9:30. Giudici togati e popolari si ritroveranno infine in Camera di Consiglio per decidere e poi comunicare quale sia la pena che spetta a Filippo Turetta.
Intanto a Verona c'è stato un intervento della polizia per violenza domestica. È stato arrestato un colombiano di 33 anni che dopo essersi recato a casa dell'ex compagna ha colpito con una testata il fratello della donna e ha aggredito i 2 agenti intervenuti. L'uomo è finito in manette con l'accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Roana con la morte dell'escursionista, un'infermiera di 51 anni e ancora la comunità vicentina è sotto shock. Ennesima tragedia della montagna, a perdere la vita Sonia Dalla Vecchia, 51enne di Schio. La donna, escursionista esperta, è scivolata lungo il sentiero del Bisele a Canove di Roana mentre stava cercando di raggiungere la Grotta del Popolo, un volo di una ventina di metri lungo un percorso non difficile dal punto di vista tecnico ma assai insidioso. Nella caduta avrebbe sbattuto la testa contro alcune rocce morendo praticamente sul colpo. A dare l'allarme il compagno d'escursione, sul posto i vigili del fuoco da Asiago e Schio assieme al soccorso alpino e al SUEM 118. Uno scenario tremendo quello che si sono trovati davanti. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Difficile raggiungere la donna, come ci conferma uno dei volontari intervenuti. Intervento complesso dal punto di vista tecnico perché ha richiesto manovre tecniche per il recupero, paranchi, contrappesi, così. Abbiamo collaborato benissimo soccorso alpino e vigili del fuoco. Zotti ci illustra il punto dove è successo il terribile incidente. C'è la strada che prosegue fino a circa 2,5 km, 3, e dopo si scende sulla sinistra. Come hai detto è un sentiero tecnico, ci sono degli scalini in ferro da fare, non è una vera e propria ferrata, però è molto esposto e bisogna stare molto attenti. Sonia Dalla Vecchia sarebbe scivolata proprio sulle rocce ghiacciate e non riuscendo a trovare un appiglio sarebbe precipitata. Ancora una volta è proprio dei professionisti del settore che viene lanciato un appello a non sottovalutare mai la montagna al di là dell'esperienza che si possa avere. Non bisogna dare nulla per scontato, bisogna fare sempre attenzione. E dopo l'incidente capita, per carità. L'attrezzatura è fondamentale, vero? In base, perché dopo se vieni qua d'estate puoi andare col scarponcino, con lo scarpone, però in questo periodo qua che il terreno ghiaccia scivoli anche con lo scarpone, ci vogliono i ramponi per andare giù. La 51enne lavorava come infermiera al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso, era ben voluta da tutti e dalla struttura sanitaria sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, così come dall'amministrazione comunale di Schio, dove Sonia Dalla Vecchia viveva con i suoi 2 figli di 16 e 19 anni. Una grandissima passione per la montagna, la sua passione che però questa volta si è dimostrata fatale. Un rider è stato rapinato, siamo a Candiana, nel Padovano. Si è fatto consegnare la pizza e poi, armato di coltello, ha rapinato il rider non solo del cibo ma anche di tutto l'incasso. È accaduto domenica sera a Candiana. I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata di un 51enne pakistano che in stato di agitazione ha raccontato di essere stato derubato e minacciato di morte. In manetta è finito un 34enne del posto. Il rider stava effettuando la consegna con la propria auto in un'abitazione della zona. Dopo essere stato invitato dal cliente a fare inversione di marcia nel cortile, è stato avvicinato dall'uomo con il volto coperto che gli ha puntato un coltello alla gola e si è fatto consegnare la pizza e la somma di 100 euro in incasso delle varie consegne. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione del 34enne trovando sopra il tavolo di casa la scatola della pizza e il coltello che è stato sequestrato. Nel Padovano restiamo, Ponte Vigo d'Arzere, paura e preoccupazione per dei condomini di uno stabile che subiscono l'occupazione da parte di un gruppo di nomadi che si sono impossessati di un appartamento che era stato adibito a bed and breakfast. Sui siti di prenotazione di alloggi vacanze le recensioni sono ottime. Le foto mostrano un appartamento gradevole e fresco di ristrutturazione. Sarà stato forse questo ad aver attirato il gruppo di nomadi che da oltre un mese ha occupato il bed and breakfast di Ponte Vigo d'Arzere, lasciando nella disperazione i veri proprietari che non possono più usufruire del loro bene e facendo piombare nell'incubo gli altri condomini che si ritrovano anche 30 persone per volta stipati nell'alloggio, che fanno feste, lasciano immondizie nel giardino e ultimamente si sono
sono pure allacciati alle loro forniture. Vedete, c'è ancora l'insegna qui con il nome del bed and breakfast, la mansarda, ma la mansarda è occupata da metà ottobre e tutto questo sta provocando anche numerosi disagi agli inquilini degli altri appartamenti. Una storia dai contorni assurdi questa di Padova. Il proprietario dell'appartamento di 70 metri quadri lo aveva ristrutturato da poco per poter creare un B&B. Ad ottobre una coppia che diceva di essere di Trento ha affittato l'alloggio per 4 giorni e ne aveva saldato la quota, ma poi non se ne sono più andati. Hanno detto di essere zingari e hanno cominciato a minacciare il proprietario, che si è rivolto ai carabinieri. I militari sono riusciti in un primo momento a far uscire di casa gli occupanti abusivi, ma questi sono ritornati forzando la serratura. Il portone d'ingresso è ancora rotto e si sono allacciati abusivamente alle forniture di acqua ed elettricità degli altri condomini. Ora dentro alla casa ci sono almeno 10 persone e un continuo di rivieni, anche di minori. Lo abbiamo visto anche noi questa mattina. Nessuno vuole parlare per paura di ritorsioni. Appena vedono le telecamere, gli occupanti abusivi scendono e poi si affacciano dalla finestra, restano di vedetta finché non ce ne andiamo. Essendo un alloggio privato, anche il comune non può fare molto. È una situazione odiosa perché questo è il primo commento che mi viene da dire. Però insomma purtroppo siamo in una situazione tra privati. Noi stiamo vedendo bene quello che sta succedendo, ma soprattutto insomma, ci sono intervenuti i carabinieri, per cui siamo molto tranquilli che i carabinieri troveranno una soluzione. Lo stop alle trivelle in Alto Adriatico con il pronunciamento da parte del TAR del Lazio, soddisfazione da parte dei ricorrenti, Regione Veneto e Parco Delta per primi. Ora si pensa già di usare questo pronunciamento per fermare chi dall'altra parte del mare continua a trivellare. Una scelta di fondamentale importanza per la sicurezza del nostro territorio, dei cittadini. C'è tutta la soddisfazione dell'assessore della Regione del Veneto, ma soprattutto del Polesano, in Cristiano Corazzari, per la sentenza del TAR del Lazio che ha annullato la valutazione di compatibilità ambientale dell'allora Ministero della Transizione Ecologica relativo ad un progetto di trivellazione al largo del Polesine nel 2017. Un caso che le nostre emittenti avevano sollevato per prime con dei reportage nei luoghi già oggi 7 metri sotto il livello del mare e a rischio subsidenza. Una battaglia che ha visto in prima fila la Regione e il Parco Delta Po. La Regione del Veneto si è posta subito con determinazione contro questi progetti estrattivi. Abbiamo anche promosso un referendum. Il Parco Delta del Po rappresenta una sentinella per quello che è l'equilibrio ambientale, da cui dipende anche la sicurezza idraulica del nostro territorio. Una sentenza che, pur dando un forte orientamento verso lo stop alle trivellazioni, non ne sancisce la cancellazione definitiva. Perché adesso questo è una testimonianza di un'espressione di un TAR, però io credo che l'asticella bisogna sempre tenerla alta, perché ci saranno altri tentativi di dire caro Ministero mi lasci fare trivellazioni in Alto Adriatico. Certo che questa sentenza apre una discussione a livelli anche molto alti. Certo, assolutamente. Adesso, come dicevo prima, questa questione qua non deve essere tenuta a casa nostra, quindi Delta del Po o Regione Veneto, ma deve essere portata al tavolo europeo, perché una questione così importante che salvaguarda territori così larghi, dobbiamo anche far capire ai nostri vicini di casa dall'altra parte dell'Adriatico, che si chiama Croazia, che anche loro devono avere un sistema comportamentale legato a quello che è la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia del territorio, e visto che anche loro sono dentro insieme a noi a progetti europei dove in partecipazione allo stesso tavolo per quanto riguarda salvaguardia di biodiversità, se ci sono lì devono esserci anche nelle responsabilità. Noi non possiamo continuare con le nostre tasse mie, sue e di chi ci sta ascoltando per mettere i soldini da parte per costruire un altro Mose per Venezia i prossimi anni. Lagoon Nativity, 400 statue della Natività tra Cavallino Treporti e Cassavio. È tra le natività quella decisamente tra le più suggestive ed originali, davvero da non perdere, specie per chi è amante della natura e della bicicletta, composta da ben 400 statuine posizionate lungo la laguna veneziana che si estende lungo i 3 chilometri delle Risacche Pordelio, da Cavallino a Cassavio.
si chiama Lagoon Nativity, nome inglese che significa appunto il presepe della laguna, quest'anno giunto alla sua seconda edizione. Un altro momento di comunità, un altro momento della nostra tradizione e un'altra occasione per poter passare dei momenti assieme in felicità. L'opera del comune di Cavallino Treporti, realizzata dall'artista locale Francesco Orazio, è ammirabile, dalla pista ciclabile a sbalzo più lunga d'Europa. L'idea mi è venuta una ventina di anni fa, avevo sempre avuto la passione del presepio a casa, lo facevo nella stalla, nei tronchi, dopo mi è venuta la brillante idea di provare con l'acqua. Siccome è un paese d'acqua. Iniziativa del progetto comunale L'Arte del Presepe, ideato dalla sindaca Roberta Nesto per mettere in rete e valorizzare le natività realizzate da privati cittadini, associazioni e parrocchie. Idea che quest'anno conta ben 20 rappresentazioni sparse su tutto il territorio comunale. I festeggiamenti di questo Natale e di queste feste si concluderanno il 5 gennaio con i Bereloni in Piazza Cavallino e a Treporti, e il 6 gennaio con la manifestazione del presepe vivente organizzata da Artiano Bodi. Ora c'è il meteo, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.